Ciao a tutti, sono Davide di Zoomers, il gruppo giovani con difesa TVB, e oggi vi parlerò della pergola veronese e della sua potatura. La pergola veronese è un impianto storicamente diffuso nelle colline di Gambellara e nelle colline del qui vicino Soave. È un impianto dal portamento alto che si sviluppa orizzontalmente, lasciando al di sopra la vegetazione e sotto i grappoli. I grappoli in questo modo si trovano in una condizione di arieggiamento che va a proteggerli, dall'umidità e quindi dalla proliferazione di malattie fungine che poi porterebbero danni all'uva. La vegetazione svolge poi un altro ruolo importante, che è quello del filtro dai raggi solari. In questo modo si prevengono le scottature sul grappolo, ma allo stesso tempo si creano delle condizioni ottimali per la produzione di precursori aromatici che poi serviranno per la produzione di un vino di qualità. La pergola veronese è un impianto che storicamente richiede molto lavoro a mano, ma al giorno d'oggi con le nuove tecnologie siamo in grado di meccanizzare anche questa forma di allevamento, e in queste zone infatti si fa un primo passaggio per la raccolta delle uve destinate poi alla produzione di quello che è il recioto di Gambellara, e successivamente c'è la possibilità di entrare con la macchina che predisposta per la raccolta dell'uva su questa forma di allevamento, dove tramite uno scuotimento verticale si ha la raccolta dell'uva. Passiamo ora ad un esempio di potatura della pergola veronese. Allora, in questo caso dobbiamo andare a identificare quello che sarà il nostro cappofrutto. In questo caso c'è questo tralcio che è bello e è un tralcio delle dimensioni corrette, che ha la lunghezza necessaria per arrivare al filo dove appunto verrà legato in seguito. Per cui andiamo a lasciare questo tralcio, tagliamo il resto. Qui ora dobbiamo andare a trovare la posizione corretta per uno sperone, che poi l'anno prossimo ci darà nuovi tralci per la produzione appunto degli anni futuri. E in questo caso c'è questo tralcio che è orientato correttamente. Andiamo a tagliarlo lasciando 2-3 gemme necessarie per la produzione dei tralci che poi o con la potatura verde o direttamente l'anno prossimo andremo a selezionare per appunto creare il cappofrutto futuro. Fatto questo, andiamo a pulire il resto e la potatura è terminata.